un'ultima cosa. Ho dato anche a Carmine una documentazione che diciamo non ha valore perché è una cosa dattiloscritta che noi abbiamo trovato alla morte di papà, ma che è estremamente interessante perché riporta tutta la storia del ramo Medici da quando si è trasferito da Firenze a Napoli e da allora fino a quando il ramo si è estinto, cioè il ramo della mia trisnonna e la nonna è stata l'ultima Medici, il quale fratello Giuseppe non ha avuto figli e con lui il ramo si è estinto, anche se ci sono ancora altri medici che girano, che dicono, però diciamo che con la mia trisnonna è finito il ramo Medici che stava qua, che poi ha avuto chiaramente Maria, poi è dato per rami femminili perché è finito dalla mia bisnonna, la mia nonna e il nostro padre, eccetera, eccetera. Ed è molto interessante perché veramente racconta tutti gli aneddoti di queste e tutte le vicissitudini che ha vissuto questa famiglia in tutti questi anni, perché poi il palazzo dal 1565, quando fu comprato da Bernardetto de' Medici, fu tramandato fino a mia nonna di generazione in generazione. E dopodiché purtroppo la cosa si è interrotta, però adesso è rinato e quindi questo siamo felici. Ecco, questo volevo dire, poi e di questo parlo. Sì. Grazie. Nessuno.